Lena Biolcati, che vediamo in diapositiva, una sua foto, sul suo album Lena Biolcati 1990, giorni dopo, tre puntini, del 1990. Dunque, Lorena Biolcati, detta Lena, nata a Galliate in provincia di Novara, in Piemonte, il 26 gennaio 1960. È una cantante italiana. Ha avuto una discreta popolarità in Italia negli anni '80, decennio nel quale ha esordito vincendo il Festival di Castrocaro e ha partecipato a 4 edizioni del Festival di Sanremo, vincendo tra le nuove proposte nel 1986. Negli anni '90 la sua carriera ha subito una battuta d'arresto. La cantante è poi tornata sulle scene musicali a partire dagli anni 2000 come attrice di musical. L'artista è stata sostenuta all'esordio dai Pooh, che hanno prodotto i suoi album e scritto le sue canzoni. Breve biografia. La carriera di Lena Biolcati cominciò con il Festival di Castrocaro del 1984, dove presentò il brano Aquarius, con il quale vinse la manifestazione. Lena Biolcati è dotata di una voce potente, gradevole e piacevole, aggiungo io, e di notevole timbro. Così venne notata e arruolata nella scuderia dei Pooh, che per molti anni avrebbero seguito la carriera artistica dell'interprete novarese, come autori della maggior parte delle sue canzoni e produttori dei suoi dischi. La vittoria a Castrocaro le permise di partecipare al Festival di Sanremo del 1985 nella sezione Nuove Proposte, dove si presentò con il brano Innamoratevi come me, scritto per l'occasione da Roby Facchinetti, tastierista dei Pooh, e da Valerio Negrini. Il brano si classificò in terza posizione. La Biolcati partecipò poi al festival organizzato a Riva del Garda, classificandosi seconda, mentre al Festival Mondiale di Tokyo riuscì a classificarsi in prima posizione con la canzone C'è ancora cielo, guadagnandosi la stima e il riconoscimento da parte della stampa nipponica. L'anno seguente, nel 1986, tornò nuovamente al Festival di Sanremo e con il brano Grande, grande amore, composto da Maurizio Fabrizio con i testi di Stefano Dorazio, dei Pooh. Vinse nella sezione Nuove Proposte. Per la prima volta un vincitore si aggiudicava contemporaneamente il premio della critica. Il brano
come tutti gli album di Lena, fu prodotto dal batterista dei Pooh, Stefano Dorazio, suo compagno in quel periodo. Nello stesso anno uscì per l'etichetta First il primo LP dell'artista, intitolato semplicemente Lena Biolcati, con il brano Io donna anch'io. Partecipò e vinse un disco per l'estate. Nel 1987 partecipò nuovamente al festival con Vita Mia, incluso nell'album Ballerina, che contiene anche una cover di un famoso brano di Lucio Battisti, ovvero Pensieri e parole, ed una canzone scritta da Gianni Togni, Quando verranno a cercare. In seguito all'uscita del suo disco, Lena partì per un lungo tour che la portò ad esibirsi in giro per il mondo, dall'America settentrionale e meridionale e nell'Europa dell'Est. Dopo l'uscita del terzo album, La luna nel cortile, del 1989, Lena partecipò al Festival di Sanremo 1990 con il brano Amori, un brano del quale firmò il testo. È l'ultima apparizione nella manifestazione, nell'anno in cui fu vinta proprio dai Pooh, in abbinamento a Dee Bridge, con Uomini soli. Nello stesso anno, al festival, partecipò anche la cantante Milva, che Milva fa di cognome Biolcati anche lei, con cui Lena Biolcati condivide il cognome e una lontana parentela, cugine di terzo grado. Fu la prima occasione in cui le due si incontrarono. Dopo la raccolta 1990, giorni dopo, che vediamo nella diapositiva del 1990, e la partecipazione al Cantagiro con il brano Cantilena, Lena Biolcati decise di interrompere la propria carriera musicale per dedicarsi a tempo pieno alla figlia Silvia. Lentamente Lena scomparve dalle scene musicali per tornarci solo nel 1999, quando cominciò anche a studiare recitazione. Un suo spettacolo musicale per bambini fu rappresentato nella Sala Nervi in Vaticano. Nel 2000, insieme a Stefano Dorazio, aprì una scuola di canto a Roma. Nel 2002 Lena fu scelta dal regista Saverio Marconi per ricoprire il ruolo di protagonista nel musical Pinocchio dei Pooh, nel ruolo di Angela CSB, insieme alla Compagnia dell'Arancia, per oltre 130 date al Teatro Diners della Luna di Assago e al Gran Teatro di Roma, dal marzo 2003 al febbraio 2004. In seguito a questa esperienza si consolidò la passione di Lena per il teatro e il musical, con la partecipazione all'ultimo spettacolo di Manuel Frattini, interprete principale nel Pinocchio dei Pooh, intitolato Toc Toc
A Time for Musical, in scena a Selvino nell'estate del 2005 e a Milano nel 2006 al Teatro Nazionale. Dal 2006 Lena Biolcati scrive sceneggiature per commedie musicali come E adesso Musical, Blues Mama Club e Il Dono. Il suo spettacolo Sindrome da Musical, interpretato da sua figlia Silvia Di Stefano, insieme a Manuel Frattini, è stato in scena dal 2012 al 2014 in un tour nazionale. Dal 2012 inizia a collaborare con la Compagnia dell'Arancia negli spettacoli Grease, Frankenstein Junior e Cercasi Cenerentola per la direzione vocale e come vocal coach, mentre nello stesso anno fonda a Milano un'accademia di canto di nome Fatos. Nel 2021 apre invece a Roma la News Musical Academy, nella quale Silvia Di Stefano si occupa della direzione artistica e Lena è insegnante di tecnica vocale. Attualmente Lena Biolcati è la vocal coach di Lorella Cuccarini, con cui collabora da ottobre 2022. Ma vediamo le tracce di questo album che vediamo in diapositiva. Dunque, Amori, Sanremo 1990, Anna, eri bella, Gli anni che verranno, Uomo di una notte, Poche stagioni per fare una donna, Vita mia, Sanremo 1987, Vivi, Io donna anch'io, Innamoratevi come me, Sanremo 1985 e infine Grande, grande amore, Sanremo 1986. Ma adesso ascoltiamo la sua potente voce di Lena Biolcati. Quando verrai non avrò più parole, come un tempo
affamato